L'amore per la natura e il desiderio di conoscerla alla base del progetto I Guardiani della Natura. L'iniziativa della Regione Veneto, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e Veneto Agricoltura, ha visto oltre 12.000 bambini delle scuole primarie della Regione impegnati in uno stage didattico presso il Centro di Educazione Naturalistica e di Animazione Rurale Valle Vecchia, collocato nella cornice di una delle più belle aree del litorale veneziano. Lo scopo è quello di far conoscere ai veneti, attraverso l'occhio dei bambini, la potenzialità del nostro territorio, l'ambiente da una parte, quindi la conoscenza, e dall'altra parte la formazione, formare i bambini fin da piccoli rispetto alla tutela dell'ambiente, la tutela della natura, della biodiversità, il rispetto della biodiversità e poi in qualche modo nel limite della loro età anche responsabilizzarli. Sono stati 12.000 i bambini che hanno aderito, dobbiamo soddisfare tutte le loro esigenze, quindi avremo un esercito di piccoli guardiani della natura in Veneto che in qualche modo tuteleranno l'ambiente più di quello che abbiamo fatto noi. Accogliamo con orgoglio tutte queste manifestazioni che si rivolgono ai nostri ragazzi, perché sono il futuro, il nostro futuro, e sono con loro che gli aspetti educativi, gli aspetti formativi vanno accolti, vanno ricercati, perché loro saranno in grado di trasmettere poi alle famiglie tutti questi valori. I pirati, il tema della seconda edizione del progetto, con tanto di bandiera, nave, marinai e il temibile capitano Barbabrussa a interrogare i bambini sul valore della biodiversità, tutti ansiosi di guadagnarsi il tesserino di Guardiani della Natura. C'è scritto che il guardiano della natura studia la natura, perché sa che se non ne conosce bene il funzionamento non la può difendere e magari rischia pure di danneggiarla anche se non lo vuole. Le tende della Protezione Civile hanno ospitato per la notte i bambini, molti di loro alla prima esperienza fuori casa e dunque molto emozionati. Bisogna essere attenti alla natura nei problemi che può avere e quindi anche nella pronta segnalazione di un problema che c'è, che sia un fiume che con una riva che sta franando o ci siano problemi di inquinamento o altre cose, avere la morale, cioè essere pronti a far intervenire la parte pubblica per poter appunto rimediare a quelli che sono i problemi emergenziali. I bambini sono entusiasti perché già da un po' di giorni ci stiamo preparando anche a livello proprio scolastico per questa uscita ed erano veramente molto entusiasti, anche molto contenti di andare via e di stare in un ambiente naturale grazie a questa opportunità che ci è stata offerta dalla Regione e da Veneto Agricoltura. Il contatto diretto anche attraverso il gioco ha reso l'educazione naturalistica estremamente coinvolgente.